Per ora in Viale della Repubblica sorge solo un parcheggio vuoto. In molti in questi anni si sono chiesti se quel vecchio sogno di una piscina a Tencarola si fosse finalmente avverato. Oggi, con non poca commozione, è stato il sindaco di Selvazzano Dentro, Enoch Soranzo, in una conferenza stampa a sciogliere le riserve. È partito il bando per la realizzazione del nuovo polo natatorio, che assegnerà entro febbraio l'incarico di costruire questo nuovo gigante dello sport. Una superficie di 16.000 metri quadrati, senza dubbio l'opera più importante della storia di Selvazzano, con 8 piscine, tra cui una vasca da 25 metri per ospitare i grandi eventi, una vasca per le immersioni profonda 6 metri, vasche per i disabili e molto altro ancora. 2 piani in superficie più uno interrato, una mega struttura da 10 milioni finanziata dal credito sportivo. Dettagli che assomigliano più ad una struttura privata rispetto che a una pubblica. Al primo piano saranno presenti inoltre un'area wellness con solarium, bagno turco, saune, idromassaggio, un'area fitness con delle palestre e un centro per la fisioterapia e la riabilitazione. Insomma, ci è voluto molto, ma sicuramente le premesse sono veramente invitanti. Guarda con le stesse sinergie che Bravo è stato in privato fino a qualche tempo fa, oggi questo approccio l'abbiamo portato all'interno delle pubbliche amministrazioni perché sia, speriamo, efficace e virtuoso, non solo nella sua apertura quando si vedrà il risultato, ma speriamo che nella sua apertura si veda cosa è stato pensato prima, come è stato pensato, ed è stato pensato per dare un mix di funzione e possa essere aperto 365 giorni all'anno, possa non essere un debito per le famiglie o per le future generazioni, per questo sarà, noi crediamo, un impianto che produrrà, si autoripagherà, anzi probabilmente le nostre previsioni, oltre ad avere tariffe agevolate per la cittadinanza e servizi qualificati, vedrà che alla fine sarà costato la metà di quanto è stato investito. Le tempistiche vede oggi la pubblicazione di gara, si prevede che la gara ha la scadenza del 9 febbraio, da lì insomma crediamo, se non ci sono imprevisti, che ci possa essere per quello che prevede il codice di contratti altri 90 giorni tra aggiudicazione e verifica requisiti e firma del contratto. Insomma noi pensiamo senza imprevisti che già per quello che potrà essere la metà del primo semestre del 2018 che Continueremo l'argomento sul nuovo polo natatorio giovedì alle 21 durante il settimanale E. Per scoprire ulteriori informazioni non perdetevi la puntata. Swismer Channel News, Selvazzano Dentro.